Errore lo faremo, lo dico prima perché lo faremo, se qualcuno non l'ha capito lo capirà, tanto per essere chiari, e su questo andiamo dritti, ci sono delle regole, le regole si rispettano da quando ci sono io e finché ci sarò io qui vive un motto, e su questo andiamo dritti, parlare molto, lavorare poco, il Presidente a me mi rompe sempre le scatole, in maniera molto chiara, molto inequivocabile, e quindi anche 10 centimetri a me danno fastidio. Speriamo pochi, speriamo zero se è possibile. Obiettivamente un servizio di questo livello credo probabilmente neanche le macchine riescono a darlo. Chi rispetta le regole avrà nessun problema, chi non le rispetta andrà fuori. Perché qui noi siamo pronti. No, adesso che mi dice queste cose qui mi sconvolge, perché io pensavo sì che ho capito adesso, ma porca miseria. Ma come si fa? Davvero uno scandalo a Siena, possiamo definirlo così, in un weekend triste per il calcio italiano, tra errori arbitrali, risse da Far West, polemiche, triste soprattutto per i tifosi, insomma un Palermo danneggiato a Siena, si è indignato Zamparini, si è indignato anche Berlusconi dopo Milan-Juventus di sabato sera.